Grazie per questa bellissima presenza, una chiesa che reivindica i giovani diversamente. Allora, questo concerto organizzato dall'associazione Homines Agrestes vi dà il benvenuto. Ringrazia, purtroppo non è presente perché aveva altri impegni, ringraziamo il parroco che ci ospita in questa bellissima chiesa, l'amministrazione comunale e poi tutti voi presenti che calorosamente avete accettato questo invito. 3 cori ospiti che vengono da Alghero, molto lontano, da Kaunas, da Oliena che è più vicino e poi il coro ospite. Allora incominciamo direttamente a presentare il primo coro ospite che viene proprio da Alghero, che nasce nel 1976 da un gruppo di appassionati e questo fa piacere. Invito il coro se vuole prendere già parte e posizionarsi. No, scusate, l'emozione. I primi che devono iniziare sono i padroni di casa. Invito il coro Homines Agrestes a entrare. Inizieremo con un canto veramente tradizionale, tipico del periodo di Natale, che ha Adeste Fideles con l'armonizzazione di Gianni Malatesta. A seguire un brano di Maiero, Silenzio di neve, e poi torniamo in Sardegna con uno dei più conosciuti brani della tradizione popolare sarda, che è Il Salotto Profonda. Grazie.
persone, armonizzato da Gianluca sempre. Come vi annunciavo prima, il coro coro polifonico algherese, fondato già nel 1976 grazie a un gruppo di volontari che sono esibiti in tutta la Sardegna, hanno fatto delle esibizioni sia nazionali che internazionali, partecipando a concorsi, rassegne e organizzandone anche numerose rassegne. Non voglio trattenermi oltre. Il coro polifonico algherese è diretto dal maestro Ugo Spano, che posso dire di aver avuto come maestro un anno o due di incontro all'organo. Invito il coro a prendere posto. Grazie. Il coro algherese eseguirà del maestro Boris Duduzet, Notre Père, che vuol dire Padre nostro, con di Orbano Mundi Loasio, di White Tucker, Lux Aruque, e poi avremo dei canti tradizionali natalizi, ma non ve li voglio svelare, penso che li conoscerete un po' tutti. Grazie, maestro Ugo Spano. Buonasera, volevo prima di tutto ringraziare il coro di Lula, la Luisa Gresches, che abbiamo già conosciuto in passato. Grazie davvero per la bellissima serata, salutare gli agricoli e
niente, sono felice di stare questa sera e spero che possiate vedere tutto il programma. Grazie.
Grazie maestro Fabio. Adesso ci avviciniamo da Alghero, passiamo a Oliena. Invito il coro Archeggio Oliena a prendere posto. Il coro Arche, abbiamo dato utilizzato anche come principio, nasce nel settembre del 2023, giovanissimi di fondazione. Vorremmo presentare 3 brani. Il coro è diretto da me. Sono venuti, hanno bussato alla mia porta, hanno detto vogliamo fare un coro a Oliena. Oliena non aveva un coro maschile, non aveva un coro polifonico maschile e quindi mancava, questo aspetto mancava nel nostro paese. Io essendo di Oliena non ho potuto esimermi da questo compito e quindi ho detto va bene, cercheremo di portare avanti questo nuovo progetto. Noi presentiamo 3 brani, il Manolo da Old, il Puernatus, poi ci trasferiamo in un altro stato, Franz Bibel, l'Ave Maria, e poi facciamo Notte del Credo, tradizionale sardo, con l'armonizzazione di Tonino Punto. Grazie.
Chiudiamo il concerto con un altro coro ospite che viene da Cabras, il coro giovanile di Luigi da Palestrina. Il Cabras nasce nel 2011 sotto la direzione di Fenisia Ertas e Graziella Ertas. Sono un insieme di formazioni e questo che presentiamo è l'ultimo fra i vari Palestrina, i corali formazioni Palestrina di Cabras. Hanno un'età compresa tra i 13 e i 28 anni, quindi giovanissimi. Il bello di questo coro è che sono giovani e quindi sono il nostro futuro, il futuro musicale, una tradizione che anche con gli altri cori ovviamente va tramandata, preservata e trasmessa ai poveri, perché la cultura è fonte di vita, di ispirazione, di creatività, soprattutto per quanto riguarda l'intelletto. E chiedo al coro giovanile di Cabras di prendere posto. È accompagnato alla tastiera da pianoforte, io vorrei chiamarlo pianoforte, non tastiera, pianoforte dal maestro Lorenzo Erdas e dalle percussioni dal maestro Giovanni Alborghetti. Allora, grazie. Canteranno un bel po' di brani. Leotovich, Ucraina per Scalo, poi Ayas, cantate domino, correggetemi se sbaglio, Lord Ryan. Where did you know? Sì, il conosco. Lori, va bene. Poi ci spingiamo anche su Beethoven, con sicuramente gli arrangiamenti di Warren e Emerson, no? Sì. Joyful Joshua, il coro, giovanile di Luigi da Palestrina.
Grazie. Io inviterei Felicia a rimanere qui, se il coro vuole accomodarsi, magari vuole riposare dopo tanta musica. Ringraziamo anche il maestro Ertas alla pianoforte e il maestro Alborghetti alle percussioni e al maestro collaboratore Raffaele Ertas. Invito il presidente del coro Arche e il presidente della Polifonica Algherese. E invito anche il presidente del coro Homines Agrestes che ha un compito da svolgere. Eccolo. Abbiamo 6 dosi. Noi come popolo santo abbiamo l'abitudine di scambiarci dei doni, poi in questo periodo di Natale ancora di più, anche nelle occasioni normali, quando ci sono questi incontri ci si scambiano dei regali, delle cose per ricordare questo momento meraviglioso. Ricordo ancora e ringrazio ancora il parroco Don Totonico Seto che ci ha concesso l'uso della chiesa, ringrazio l'amministrazione comunale per la collaborazione e ringrazio tutti voi, cori ospiti. Prego. Una targa di partecipazione. Abbiamo fatto un recupero. Sì, presente per il maestro Lorenzo Ertas, che le consiglio di non condividere con il maestro. Un presente questi sono stati i doni grazie. Vuoi dire 2 parole? Così. Anzitutto grazie per l'ospitalità, siamo molto felici di essere qua, grazie a Domenico Zunino, grazie. E anche noi abbiamo un piccolo presente per i nostri amici. Piccolo omaggio nella cantina Contini, una cantina storica di Auras. Grazie a voi.
Presidente, giusto, volevo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità e ci ha aiutato per organizzare questa serata. Il coro polifonico archivese, Giovani di Cabras, il coro anche di Oliena per aver allietato con i loro canti e il coro Menesagreste per aver allietato con i loro canti questa magnifica serata. E anche i preti che non vedo in giro, non so, per aver citato il locale, quindi una location per poter cantare questa magnifica serata. Buona serata a tutti e buon Natale. Ringrazio tutti quanti. Invitato a questa bellissima serata. Abbiamo conosciuto delle belle realtà, insomma, Alghero e Cabras, bravissimi ragazzi, belle stelle nascenti, insomma, di questo panorama artistico. Niente, ringrazio tutti voi che siete venuti. Grazie ancora, grazie a tutti. Allora,